Here comes the sun, here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, it's been like long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Benvenuti a questo nuovo appuntamento nella sezione dei libri, quelli che ho pubblicato recentemente, libri cartacei. Ci sarebbero anche le pubblicazioni, quelle elettroniche, in formato elettroniche, sono comunque disponibili e potrete tranquillamente trovarle e ordinarle e averle appunto con voi in un formato elettronico, dove insomma ci sono anche diverse immagini e insomma quindi contenuti in digitale. Ma ovviamente per gli amanti del cartaceo io ho pubblicato 4 volumi, di cui alcuni qui li vedete appunto davanti, e poi man mano questi appuntamenti appunto li vedremo uno per uno. Ma vorrei iniziare appunto con il primo volume sui gremi e candelieri di Sassari, appunto, che vedete qui, che ho pubblicato nel 2022, quindi l'anno scorso rispetto alla data di registrazione di questo video. E vorrei iniziare appunto a parlarvi insomma di che cosa ho potuto pubblicare all'interno di questo lavoro di ricerca e di studio, e quindi insomma sarebbe interessante soprattutto per tutti coloro che già hanno acquistato il libro e che magari vorrebbero alcune delucidazioni, ma anche per chi non l'ha acquistato e quindi lo vorrebbe avere. Come ho detto in apertura, questo è un primo volume di una serie di 3 volumi, dovrebbero essere 3, poi chissà, magari ne pubblicherò qualcuno in più. E in questo, appunto, come appunto vedete nella copertina, che mi è stata gentilmente curata, la foto di copertina è di Paolo Lombardi, di mio fratello, che è anche fotografo, e quindi insomma c'è immortalato una parte, un pezzo, diciamo così, del percorso della Farada dei Gandarieri di Sassari, dove vediamo appunto il candeliere dei Massai, il candeliere nuovo, il candeliere insomma che viene utilizzato adesso e non quello antico. Ma su quei temi ci andremo un po' più avanti, quando parleremo soprattutto del libro dedicato al gremio dei Massai. Ritornando appunto a questo volume, pubblicato con You Can Print, quindi potete trovarlo tranquillamente e ordinarlo su qualsiasi piattaforma, da Amazon, alla Feltrinelli, a Rizzoli Libri, la Mondadori e tante altre, librerie universitarie, insomma, magari andate, insomma, vedete un po' anche nel mio sito internet quali sono i riferimenti del libro. E sul retro della copertina c'è uno spezzone di un disegno di Pompeo Calvia, l'illustre Pompeo Calvia, che ha praticamente descritto in forma artistica, oltre che in forma poetica, in forma artistica, con disegni, acquerelli e altri dipinti, quelle che erano le fasi della Farada e comunque dei gremi e dei candelieri. E una parte di questo, dei suoi lavori, diciamo così, sono anche presenti in questo libro, dove ho dedicato un grosso approfondimento. Andiamo a vedere i contenuti del libro. Il libro è composto di una decina, 11 capitoli, e vediamo, tra i primi capitoli c'è un compendio di questi 13 corpi gremiali della città di Sassari, quindi vengono descritti tutti i 13 corpi gremiali della città di Sassari, insomma le nozioni base, se così vogliamo, anche se ci sono alcune indicazioni che magari molti non sanno rispetto a quelle che comunemente di solito insomma vengono fornite. Li abbiamo praticamente tutti in ordine di discesa, no? Per quanto riguarda la discesa dei candelieri, quindi partiamo col primo, che è quello dei Massai, fino poi all'ultimo, che è quello insomma della Mercede. È aggiornato a quelle che sono state anche le vicissitudini recenti dell'ingresso appunto del gremio della Mercede nella discesa dei candelieri, e nel prossimo volume ci sarà una piccola annotazione riguardo al candeliere dell'Autofero Tranvieri, che ovviamente per motivi di pubblicazione, di tempi di pubblicazione, non ho potuto inserire, e che quindi poi comunque ci sarà questo aspetto approfondito. Andiamo avanti col secondo capitolo. Il secondo capitolo è già, diciamo, un po' entra nel merito di quello che è il discorso storico, ma anche il discorso antropologico, il discorso anche etnografico
compresa anche la parte musicale, quello che riguardano i gremi e i candelieri. Nel secondo io ho dedicato il secondo capitolo alla simbologia, dedicato appunto lo studio alla simbologia della Faradda nei Massai e nella municipalità, perché ritengo che ancora oggi ci sia un po' di confusione, passatemi questo termine, dove appunto insomma si dice che l'intregu del gremio dei Massai sia a Palazzo Ducale, mentre in realtà io fornisco una dettagliata spiegazione di tutto il rituale che riguarda la parola intregu, e che quindi vedremo che inizia formalmente e ufficialmente anche, diciamo così, il 1° maggio, cioè quindi quando attraverso la messa solenne della festa maggiore del gremio lì avviene l'avvicendamento delle cariche, sebbene poi il simbolo dello stendardo maggiore, quindi della bandiera, non viene poi diciamo ancora passato in quel momento al nuovo briere entrante, ma avverrà appunto il 14 agosto, perché lì è una questione di intregu di città, i Massai partecipano alla condizione di intrega, no? Che è questo avvicendarsi, no? Tra appunto la città stesso e il voto a Nostra Signora, alla Madonna Assunta. Quindi in questo capitolo trovate tutta la descrizione dettagliata di quello che è sia il cerimoniale, la ritualità, ma poi anche la simbologia, tutti quei simboli che vengono utilizzati, no? Ed è anche dei figuranti, dei personaggi che fanno parte di questa ritualità. Quindi tra bandiera e candeliere non c'è la bandiera piccola, per esempio, e questa è una delle poche particolarità che contraddistinguono magari, non so, gli altri rituali di intrego e di bandiera piccola degli altri gremi. E quindi troverete tutto questo aspetto, sino a praticamente al termine della festa del voto, della funzione, della processione, e quindi poi della funzione dei candelieri in chiesa, dove appunto si riaccompagna poi il sindaco verso, di nuovo, insomma, in questo caso oggi è Palazzo Ducale, un tempo era all'ex Palazzo Ducale, che era il civico, no? Ora che oggi è appunto il teatro civico, e lì appunto avviene questo ritorno della bandiera nelle mani appunto dell'obriere maggiore, questa volta entrante del gremio. Ma questi aspetti poi ulteriormente li vedrete nel libro anche dedicato prettamente e solamente alla storia del gremio dei Massai. Quindi è interessante che voi, appunto lettori, troviate un capitolo dedicato a tutta questa spiegazione dettagliata, e vi assicuro che dietro questo c'è una ricerca lunga di anni e anni, ricerca anche sul campo, di vari confronti proprio sul campo di tutto quello che vi ho appena accennato. Andando avanti abbiamo il terzo capitolo. E il terzo capitolo ci riporta un po' indietro nel tempo e ci porta al 1531. Era interessante per me poter dare una spiegazione anche sulle origini dei candelieri, sebbene parliamo di un tema così vasto, così particolarmente difficile da inserire in un quadro esatto, scientifico, storico, anche antropologico, etnografico, insomma è molto difficile, perché comunque molti documenti non ci sono più che ci potrebbero dare una mano, anche se molti altri documenti li ho ritrovati, per così dire, rivisti, ripresi sia negli archivi cittadini che anche in altri archivi al di fuori della città. Riportarci al 1531 perché? Perché ho dedicato un capitolo alla trascrizione, alla traduzione, al commentario dell'ordinanza del 1531 dell'ingresso dei candelieri di Sassari nella chiesa di Santa Maria di Betlem. Come appunto sappiamo, e come molti di voi sanno, e per coloro che non lo sanno lo diciamo, della chiesa di Santa Maria di Betlem avviene la parte terminale, finale di quella che è la processione dei candelieri, che oggi parte da Piazza Castello. Un tempo, fino agli anni 50 dell'Ottocento, partiva dalla battuta chiesa di Santa Caterina in quella che oggi è Piazza Zuni a Sassari, e per un periodo di tempo da quella che era la chiesa del Rosario, quella che oggi è la chiesa, ancora oggi è la chiesa del Rosario, appunto quasi, insomma, adiacente a Piazza Castello, dove un tempo, fino al 1878, se non ricordo male,
sorgeva l'antico castello di Sassari. Quindi è importante, c'è un documento del 1531 conservato appunto nell'archivio comunale, per esempio, ma tutte le citazioni degli archivi le trovate, non solo in bibliografia, ma anche durante tutto il percorso del libro. Era interessante riportarvi a questo documento perché secondo me, a mio avviso, non è mai stato così approfondito e così spiegato. E invece io ho fatto questo genere, questo tipo di lavoro, comparando il contenuto di questo documento, che seppur breve è importantissimo e interessantissimo, con altri documenti del tempo che riguardano anche i gremi o confrarie, come venivano chiamate nel Cinquecento. Ecco che quindi troverete non solo la trascrizione originale del testo, che è un testo in un catalano cinquecentesco, benché ci siano individuabili vocaboli insomma anche latini, latinizzanti, anche sardizzanti, se vogliamo, ma comunque trovate tutto spiegato ed è quello appunto che poi vi consiglio anche di leggere i commenti, perché diciamo che sono, invece che inserire delle note, ho inserito proprio dei commenti specifici alla fine di ogni paragrafo del capitolo stesso. E qui troverete diverse notizie che io ritengo molto interessanti e che vi riportano anche a quella che è la mia dinamica storica dell'origine dei candelieri e che è legata anche al libro sul gremio dei Massai, e cioè questa particolarità appunto che troviamo dove il candeliere dei Massai veniva portato in processione anche la notte del 7 settembre, poi ci ritorneremo quando parlerò appunto del libro del gremio dei Massai nello specifico, e veniva appunto portato per fare un voto a Nostra Signora, che in quel caso è la Natività di Maria. Sempre di Nostra Signora si parla, e noi parliamo di un periodo storico dove assolutamente non c'era distinzione e divisione tra la parte spirituale e la parte materiale, temporale, nel senso che l'ambiente civile era coeso all'ambiente religioso dal punto di vista anche legale, legislativo, nel senso che che tranquillamente anche i consiglieri e coloro che dovevano governare la città giuravano sulla Bibbia, ma soprattutto sui 4 Vangeli. Quindi è un periodo in cui i candelieri ancora fino almeno ai primi dell'Ottocento, se vogliamo, hanno una valenza ancora coesa, unica, unita tra queste due entità, che invece poi nella seconda metà dell'Ottocento, già pian piano dopo gli statuti albertini del 1848, ma soprattutto dopo la soppressione degli ordini religiosi, questa unità verrà divisa e quindi l'aspetto civile e religioso non saranno più così coesi nei gremi come lo erano un tempo. Ma nel libro troverete tutte queste spiegazioni, quindi vi invito a leggerle, poi ovviamente sarei anche contento e felice di sapere quali siano le vostre intenzioni, insomma, quali sarebbero le vostre dichiarazioni, i commenti su questo. Ecco che quindi questo è un capitolo secondo me molto interessante, dove vado ad analizzare uno per uno esattamente quelle confrarie citate e offro una digressione molto ampia che va a spiegare diverse cose, altre magari non le ho inserite, ma le inserirò pian piano, che sono ancora, diciamo così, in corso di approfondimenti, ma che vanno poi a congiungersi i temi, le tematiche, la tematica di questo capitolo con il capitolo appunto che va a seguire, il capitolo poi che segue questo, e sono appunto un brevissimo, se vogliamo, una brevissima digressione su documenti, sempre del Cinquecento, di ordinazioni e statuti, utilizziamo questi due termini, di tutte le altre confrarie che appaiono in quel documento del 1531, che quindi ho da offrire cenni interessanti di ulteriore approfondimento a quel documento del 1531 con, per esempio, non so, i mercanti, i pellicciai, benché i pellicciai non siano presenti nel documento del 1531 di questo ingresso a Santa Maria di Betlemme. Però è interessante perché è un'ordinazione statuto molto particolare, del tutto simile o quasi del tutto simile a quella dei sarti e calzettai praticamente dello stesso anno. 1532 per sarti e calzettai, 1533 per i pellicciai. Ma andando avanti, appunto, vediamo sarti e calzettai. Anche qui c'è un approfondimento.
Fabbri, 1521-1561, conciatori e minadores, maestri di mulino, mugnai, falegnami, piccapietre, sellai, bastai, bottai, costruttori di barili. Andiamo avanti. Ecco, per esempio, perdonate ancora un secondo, su questo insieme di gruppi, questo gruppo tra falegnami, piccapietre, sellai, bastai, bottai, c'è una digressione un po' più approfondita in questo caso, perché fanno parte tutte della grande confraternita di Nostra Signora degli Angeli, e quindi qui si vede insomma qualcosa di ben più ampio e complesso. Andando avanti vediamo i corallari, vediamo i pittori, i calzolai stessi. Sono tutti del Cinquecento questi documenti. Vi ripeto, è breve questa digressione di questo capitolo, ma già per i fabbri potete trovare lo studio del 1521 e del 1561, di queste due ordinazioni statuti che ho fatto e che ho pubblicato. Li trovate ora in forma digitale, in forma appunto elettronica, lo potete tranquillamente trovare anche su Amazon soprattutto, ma ne farò a breve una pubblicazione cartacea. Di tutti questi altri c'è proprio lo studio intero per ogni ordinazione statuto, e pian piano lo pubblicherò. Lo sto già facendo, già in questo momento sono in fase di pubblicazione. Andando avanti nella stesura appunto del libro, che vi ricordo, Gremi e Candelieri della città di Sassari, volume 1, qui i contenuti sono prevalentemente sulla lingua sarda e sassarese, sui gremi e le confrarie, i candelieri, i documenti storici, i suoni, gli strumenti musicali, il ruolo delle donne, adesso centriamo su questo aspetto, e poi sull'arte e la poesia dialettale. Poi il secondo volume avrà altro materiale, il terzo ugualmente altro materiale. Continuando appunto, andando avanti nei capitoli di questo libro, vediamo il capitolo dedicato alle donne nella società dei gremi. È un tema che secondo me non è mai stato affrontato così apertamente e approfonditamente. Io ne ho dedicato un capitolo facendo una comparazione tra le donne di ieri e le donne di oggi, legate ovviamente all'ambito gremiale, confraternale gremiale. Ecco che ho anche pubblicato una serie di documenti che sono del Cinquecento, dove si parla di donne che hanno un certo ruolo, una cosa insomma abbastanza interessante, spiccata, perché fa vedere una donna attiva, parte integrante dell'ambito confraternale, seppur magari non agiva, non era coinvolta in quelle che erano le condizioni, come dire, decisionali, no? Ma aveva molti diritti, tra cui diritti di sepoltura, per esempio la moglie di un gremiante o di un confratello gremiante del Cinquecento, e queste continuavano anche per i figli, e continuavano anche dopo la morte del marito defunto gremiante, e anche altre dinamiche che ovviamente vi invito a leggere. Ma abbiamo per esempio inserito dei documenti del 1576, dei primi del 600, del 1642, alcuni nomi: Nastasia Sialeddu, era una maestra per esempio, Giovanna De Lucca, sono anche documenti in lingua sarda cinquecentesca, ce ne sono tanti e diversi, perché vi voglio appunto ricordare, o voglio dire per coloro che non lo sanno, che le tre lingue principali correlate nelle documentazioni del tempo, nella città di Sassari, non più libera, no? Come gli Sfarzi, diciamo così, del Medioevo, però comunque con molti e molti privilegi, tra questi appunto l'utilizzo della lingua sarda anche nei documenti. Poi ovviamente c'è anche il catalano del tempo e c'è anche il latino, ovviamente. Ecco che quindi insomma era interessante appunto offrire una digressione, un capitolo alle donne, e io ritengo che sia anche molto interessante anche come tematica odierna, no? Insomma, in questo. Continuando ed andando avanti nella stesura, nella lettura del libro, abbiamo un capitolo completamente dedicato al tamburo dei gremi di Sassari, che quindi ci sono queste fasi e materiali da costruzione. Questo è scaturito da uno studio lungo, vari anni, sul campo, dove non solo ho incontrato e analizzato, se così si può dire, diversi e numerosi tamburinaggi, no? Lo dico alla sassarese, di Sassari,
ma anche molti costruttori di tamburo che magari non sono, diciamo, suonatori di tamburo durante le processioni, magari con i gremi. È uno strumento tradizionale, è uno strumento tipico, appunto, ormai nostro, e quindi troverete appunto tutte le specifiche, per esempio la concia delle pelli battenti per il tamburo, con tutti gli approfondimenti specifici, i materiali da costruzione del tamburo, molti nomi e nominativi di tamburinaggi, ma anche di piffaraggi, quindi suonatori di piffero, perché anche oggi insomma, i suonatori sono di due gremi principali, no? Insomma, tra i viandanti e quelli insomma, della Mercede. Quindi insomma ci sono diverse cose, insomma, la cassa per il tamburo, la cassa di ottone, sempre ovviamente per il tamburo, insomma, le tirelle, la corda, le funzioni della corda, delle bacchette, della cinghia, insomma tutto specifico in ogni sua parte con numerosi approfondimenti, anche di carattere musicale se vogliamo. Accanto a questo, seguendo appunto questo documento, questo capitolo, perdonate, c'è un capitolo dedicato al piffero come strumento musicale nei gremi di Sassari. È sostanzialmente, o quasi sempre, oggi è stato ed è ancora oggi un piffero a traverso, di tipo ottavino perlomeno, chiamato così, di solito di legno, ma c'è una digressione storica approfondita anche qua, non solo sui passi musicali, ma anche sui tipi di flauti utilizzati, e alcune di queste tematiche di questo capitolo sono riprese anche nei capitoli successivi, soprattutto quando parlerò anche della poesia dialettale, ma anche di altri, ecco per esempio del successivo capitolo che è quello appunto dei passi musicali. In questo capitolo del piffero ci sono digressioni che riguardano anche il 500, il 600, quindi l'utilizzo insomma di questo strumento per fare per il ruolo di banditore. Prevalentemente veniva utilizzato il tamburo, ma è stato utilizzato anche il piffero, e quindi insomma troverete anche questo. Ecco che seguendo di seguito a questo, funzionale appunto ai contenuti complementari ai contenuti precedenti, c'è una specifica sul gremio dei viandanti, sui passi musicali del repertorio per piffero, traverso e tamburo. E qui ho ritenuto offrire passo musicale dopo passo musicale, una decina circa, offrire una digressione sul ruolo e nel momento in cui vengono suonati, sia nelle processioni che durante la Farada dei Candelieri, e anche alcune particolarità musicali, e quindi insomma troverete diverse e numerose annotazioni, commenti, oltre che i nomi ovviamente di quelli che hanno anche, diciamo, riportato e iniziato questo strumento, tra cui mi permetto di citare, mi preme citare il compianto Giuseppe Russo al piffero e suo fratello Angelino Russo al tamburo, che poi anche Giuseppe il tamburo lo sapeva costruire, oltre che suonare ovviamente, certamente, credo, molto probabilmente di sì. Quindi insomma trovate passo dopo passo, ecco che vediamo Rubasso di Bandera, da Rubasso di Bandera Segundo, Rubrimmo, Razzà del Rubasso di Rugandareri, lo sto dicendo in sassarese, Raggampagnora, che è uno dei più belli anche suoni se vogliamo, Raggampagnora breve, Linuri Garibaldi, Risetti Fradelli, Razzà della Danza, Razzà del Rubadusaglio, del Ritiro della Bandera, che è l'ultimo, insomma trovate e vedete quello, quindi qui magari non si vede tantissimo, ma poi avremo delle immagini ovviamente che ci seguiranno, ci daranno, come dire, un cammino insieme su questo. Continuando ed andando avanti nella lettura, nella stesura di questo libro, c'è il capitolo dedicato allo spartito dei gremi di Pompeo Calvia, che è un lavoro che io ho presentato nel 2019, a ridosso della Farada del 2019, con il compianto nipote di Pompeo Calvia, il dottor Antonio Mario Siotto Calvia, dove io ho studiato uno spartito appunto che è stato disegnato lo stesso da Pompeo Calvia e che è stato riprodotto, l'abbiamo riprodotto insieme a due musicisti che appunto sono anche citati qua, insieme anche a tutti coloro che hanno collaborato. E abbiamo quindi, insomma, lo studio ha riportato la notizia che almeno da 100 e più anni gli stessi suoni che oggi noi vediamo erano probabilmente gli stessi 100 e fruscia anni prima, no? Come si dice.
120 anni prima, oggi sarebbero anche forse qualcosa di più, segno evidente che c'è stata comunque una continuità, sebbene i suoni per il piffero, che oggi vediamo, arrivino da un suonatore di fuori Sassari, di Ossi se non ricordo male, e che ha insegnato al compianto Giuseppe Russo quei passi musicali. Eppure evidentemente già 100 anni prima quelle melodie erano parte integrante della Farada dei Gandaleri e anche delle processioni. Quindi troverete tutto lo studio su questo piffero e anche dove si trova ancora oggi lo spartito pubblicato, che è appunto su una rivista scientifica del 1893, in cui hanno partecipato anche in questo studio, in questa digressione sulla Farada del Tempo del 1893, hanno partecipato anche Enrico Costa, l'illustre, e anche Luigi Falchi, l'illustre. Quindi insomma vedrete tutta la digressione con appunto pubblicate anche le immagini stesse, che appunto, vi ricordo, sono state presentate nel 2019 a Santa Maria di Betlemme, nella biblioteca, con la presenza anche del padre Guardiano. Ma insomma è tutto poi ovviamente spiegato. Continuando appunto nella lettura del libro, andiamo al capitolo su Ettore da Chena, il dipinto devozionale di Nostra Signora del Buon Cammino, che è la patrona del gremio dei viandanti. Questa è un'opera custodita oggi presso il Museo d'Arte e Paramenti Sacri del Salone Parrocchiale in piazza Santa Chiara a Cossuine, ed è un quadro che io ho studiato, ho portato qui anche a Sassari, ho mostrato al pubblico, ne abbiamo fatto anche un incontro pubblico, dove appunto sono menzionati nel capitolo un po' tutti coloro che hanno collaborato. Io ne ho fatto uno studio e quindi qui c'è uno studio che riguarda anche insomma il ruolo dei gremi nell'arte e anche il loro rapporto con l'arte, perché ancora oggi c'è un rapporto stretto, per esempio non solo nella pittura, dei candelieri stessi, ma anche delle bandiere che ogni anno ogni obriere fa per se stesso e per mettere al di sopra del candeliere, in quello che noi vediamo sulla sommità dei candelieri, e quindi c'è la pittura di un artista più o meno famoso, potrebbe essere, non è quello il senso, ma il senso è quello di avere un contatto continuo e diretto su questo. Quindi trovate anche questo. Ed è abbastanza approfondito, insomma. Poi andando avanti e terminando, diciamo così, il libro, c'è il capitolo dedicato alle poesie in lingua sassarese sui gremi e sui candelieri. Questo è un capitolo che vuole portare anche una terminologia sassarese datata, antica, vecchia, ma affascinante, bellissima, dove tutti noi possiamo imparare, anche uno esperto come me può assolutamente imparare nuovi vocaboli, antichi vocaboli. Ecco che per esempio la prima su questi aspetti, perché dovete sapere che sono poesie anche descrittive della realtà del tempo, non hanno solo una valenza poetica, simbolica, che porta all'esterno, no? Delle dinamiche descritte, no, proprio porta all'interno. E per esempio qui abbiamo questa di Antonino Calvia, fratello illustre, illustrissimo anche lui di Pompeo Calvia, e sul gremio dei sarti e sui candelieri, per esempio, ecco, non so, allegri biassa e dirintinnizi soffarendi a vari gandarieri, che accanno tutti e sei i bovarini sui scidi curivetti e ribanderi. Siamo nel 1888, ci sono 6 candelieri nella Farada quell'anno, i sarti non ci sono ancora, e manca anche un altro gremio, ma leggendo vedrete tutta la particolarità. Anche qui ci sono le spiegazioni, ora io non l'ho letta tutta, la leggerete voi, ci sono anche le digressioni su quella che è per esempio il candeliere dei sarti, che qui viene appunto detto e dimostrato che non è sceso alla discesa dei candelieri, ritornato diciamo così a far parte dei 6 candelieri nel 1896, ma era già presente prima quella iconografia che conosciamo oggi di questo candeliere, e quindi assolutamente troverete tutta la digressione e tutte le dimostrazioni del caso. Andando avanti ci sono altre poesie molto interessanti. Antonino Calvi ancora, Ciccio Migheri tutta imburigata era mano di vetta grimesina, un poso bassa e mezza radrumadda di ruboppolo, fitto giramuddina. Questa è un'altra dedicata, prevalentemente si parla di massai e candelieri. Sempre ovviamente con le descrizioni. Andando avanti
Il Gandareri Varano in piazza con i petti di Rasudri Murendi, quella famosissima di Pompeo Calvia, nelle due versioni, perché c'è una più antica di quella che è stata pubblicata nel 1912, ma c'è una più antica almeno del 1892-1893, se non anche più vecchia, dove ci sono alcune differenze, sono tutte spiegate e appunto commentate. Andando avanti troviamo un'altra di Pompeo Calvia, che è appunto il Rubatio di Sant'Auchino, la descrizione della festa dei viandanti di Sant'Agostino, dove ci sono presenti anche altri gremi. Poi abbiamo una poesia sugli ortolani, un gremio degli ortolani, dove c'è Maria Franzicca, no? Si ride nei rosi ridi amori, Maria Franzicca notte di pirani, oggi è pacca di pace di fiori. E qui poi si parla apertamente di Orciuranu era babbu ed era giaio, insomma si parla di varie cose. Ancora il gremio degli ortolani nel sonetto Lubaraio di Pompeo Calvia, fore nantaruaconi, ve un amante di bruccaddu vecchi a coda di baone e un cuscino ricamato, ruglia rudamburu gase allora, dirà Ianna e rubifaro di Ganna, sono in bocca a cicciumuro. Qui ci sono ripresi i temi dei capitoli precedenti e anche un po' più approfonditi, delineati, riguardano anche i tipi di piffero che erano utilizzati, tra cui pifferi di canna, anche pifferi lunghi, anche di traverso, delle cose particolari che vi invito a leggere. Questo è, insomma, poi ci sono altre poesie, ma insomma anche di Brotto di Baima, ce ne sono diverse, Giuseppe Martinez, insomma ne abbiamo diverse, Sebastiano Quesada di Bosa, grande poeta. Ecco che quindi è questo, insomma, quello che ho portato nel primo capitolo, nel primo volume di Rigremi e Gandareri di Sassari. Grazie per essere stati qui con me e alla prossima puntata per un nuovo libro. Blackbird singing in the night, take this broken wings to learn to fly. All your life, you're only waiting for this moment to